7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amici di Effetto Terra e Oristano Rosso Blu, benvenuti a questo nuovo appuntamento della rubrica 45esimo minuto. Siamo nell'intervallo di Venezia-Cagliari. Lagunari in vantaggio 1-0 con gol di Zampano al 38esimo. Ciao Fabri, benvenuto, buon pomeriggio. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Fede, ben trovato anche a te, in attesa di Bruno. Io direi di partire subito con la disamina di Fabrizio, in attesa anche di commenti dei nostri web ascoltatori. Fabri, vai, tanto. Cosa possiamo dire? Vado senza filtri come mio solito. Allora, il Cagliari, cosa posso dire? Stiamo perdendo 1-0. Primo tempo, il Cagliari lo sapevamo che era uno scontro salvezza, però parliamoci chiaro, continuano a emergere i difetti di inizio stagione. Noi possiamo raccontarcela come veramente in mille modi, però abbiamo una grande fragilità difensiva. I numeri, lo dico ancora una volta, parlano chiaro. Questa squadra solamente per 2 volte ad oggi ha terminato la partita con 0 gol subiti e questa oggi è l'ennesima conferma. È chiaro che di fronte a una fragilità difensiva perlomeno dovresti avere una potenza offensiva in modo almeno da colmare la lacuna difensiva. Io sto vedendo adesso i dati in diretta su DAZN. Il Cagliari ha avuto il 71% di possesso palla. Ora, io non sono un amante del tiki-taka di Guardiola, però il 71% deve portare a qualche occasione, a qualche possibilità di segnare. Il Cagliari ha avuto 2 occasioni, guarda caso, il colpo di testa di Mina su un calcio di punizione, quindi su palla da fermo, e la ripartenza di Zortea, entrambe centrali. Ora, questo Cagliari ad oggi, anche come messo in campo oggi, questa partita, dimostra la poca qualità in mezzo al campo. Io ho visto fare a De Iola un cross, gli altri passaggi che ha fatto sempre all'indietro, poca possibilità di riempire l'area avversaria, se non c'è piccoli non seguono l'azione. Non mi sta dispiacendo Gaetano, devo dire la verità, ma manchiamo di qualità in mezzo al campo e negli ultimi 16 metri. Per il momento taccio e poi lascio la parola ovviamente agli altri. Fede. Allora, lui ha ragione, però io quello che penso è che comunque ogni anno cambiano gli allenatori, cambiano gli interpreti, però abbiamo sempre le solite prestazioni. Quindi voglio dire, se abbiamo sempre questo modo di giocare, a volte è meglio, a volte è peggio, partite come oggi ad esempio, vuol dire che il motivo comunque non sono né allenato, no, il motivo non è l'allenatore, perché comunque abbiamo sempre fatto partite brutte anche quando avevamo mister Ranieri. Abbiamo avuto due facce con Ranieri, il girone andata e il girone di ritorno, dove poi abbiamo conquistato la salvezza. La partita di oggi è un risultato che sinceramente comunque, andando a vedere anche i dati di 1-0 è un po', permettetemi il termine, bugiardo. Purtroppo loro hanno azzeccato, l'unica occasione netta l'hanno buttata dentro. E questa è la differenza che c'è tra noi e Venezia oggi, perché comunque qualche occasione l'abbiamo avuta e non hanno creato il grosso ingrattacapi, a parte questa occasione dove sono riusciti a sfruttare l'unica occasione netta che hanno avuto. Passiamo a Bruno. Buon pomeriggio, ben trovato Bruno. Ciao ragazzi, Bruno. Buon pomeriggio. È difficile commentare un primo tempo, come ricordava Fabrizio e come ha ricordato adesso Federico, cioè 71% di possesso palla di solito
di solito ti regala qualcosa in più. Ma Esatto. fondamentalmente, come diceva Federico, ragazzi, cioè noi stiamo perdendo 1-0 per un buco di Augello, non è che è stata l'occasione è un buco clamoroso, addirittura clamoroso, dell'uomo che in questo momento rappresentava l'eccellenza del Cagliari di questo campionato. Quindi chiamiamolo io lo voglio chiamare un infortunio, perché Augello è bravo, a me piace, spinge, c'è stato un buco, questo è un buco clamoroso, altrimenti la partita era lentamente anche noiosa, ma con un predominio assoluto del Cagliari. Fabrizio, sulla difesa no, addirittura la difesa è l'unico reparto che io salvo in questo girone d'andata. È l'unica zona che Nicola è riuscito finalmente a costruire con Zappa, Mina, Luperto e Augello. Questo è l'unico reparto finalmente titolare, c'è una squadra titolare. Una squadra che poi gioca a 5 quando gioca con appunto i 3 centrali e i 2 esterni, ma fondamentalmente è una difesa buona. Un centrocampo finalmente con 2 mediani, quindi un centrocampo che fa interdizione con Deiola a dopo e con Macumbu in regia. Quindi io direi la difesa per me è l'unica parte certa. Centrocampo c'è l'incognita ancora, Macumbu a me piace, cioè, per me è da applausi a scena aperta, un giocatore, io amo i giocatori tecnici, quindi è un giocatore che amo profondamente. Il vero problema è l'attacco. Il vero grosso problema del Cagliari è l'attacco. Ragazzi, cioè, tu costruisci per 71 minuti, arrivi in area di rigore, ma non c'è uno che conclude, non c'è uno che rapina un gol in area di rigore, non c'è, è vero, c'è stata anche non dico la sfortuna, cioè la schiacciata di Mina è stata meravigliosa e ha colpito in pieno la testa del portiere avversario, cioè, lì, però è centrale, non è, il portiere è lì, o para o respinge, così come è avvenuto, perché è stato colpito letteralmente al capo. Il problema del Cagliari è l'attacco. La difesa, ripeto, a parte il buco di Augello, dove è stato il problema? Abbiamo avuto dei problemi? Mai, non sono mai entrati in area di rigore. Il Venezia non ha mai avuto un'occasione. La vera occasione, un traversone centrale con l'anticipo del difensore su Zampano, come si chiama, Zampano, e quello buca, ragazzi, probabilmente è leggermente scivolato, non lo so, non riesco a neanche, sbilanciato. Comunque è un buco del difensore qui, non è la prodezza dell'attacco del Venezia. Un buco del difensore, stiamo perdendo 1-0 immeritatamente comunque. Partita era primo tempo da 0-0, visto che nessuna delle due ha fatto male all'avversario. Però ecco, cioè, Fabrizio, la difesa, pensaci, ha fatto un sacco di esperimenti all'inizio, non si capiva nulla all'inizio. Finalmente ha trovato la chiave. I 2 centrali forti, perché Mina e Luperto si integrano a meraviglia, perché a differenza di Mina e l'ex proprio che gioca nel Como Dossena, però era molle, bravo, però molle. Questo invece ha carattere, quindi sono due guerrieri in difesa, con agli esterni hanno 2 che crescono, che spingono, come Zappa e Augello. Il centrocampo con i 2 mediani a me piace, perché gioca, protegge, finalmente abbiamo 2 che proteggono, uno capisco che appunto il nostro Deiola certamente non è Platini con i piedi quando deve appoggiare verso i compagni, però prendilo per quello che deve essere il suo vero ruolo, uno che fa legna in mezzo al campo, che spezza le azioni degli avversari e che deve appoggiare la palla ai compagni. A dopo è più tecnico, protegge e spinge. Il problema è, devi giocare, o giochi con 2 punte o gioca con un vero trequartista, però con un vero trequartista che vede la porta, che aiuta l'unico attaccante. C'è questo equivoco, io continuo a non capire. Come dire, il tuo termine storico è
non riempie l'area di rigore, Fabrizio. Ecco, e noi non la riempiamo proprio l'area di rigore. Non ci No, arriviamo infatti. proprio. Non ci arriviamo. Vai. Quindi quando possiamo segnare noi? Quando segniamo noi? E questo, ecco Ma perché infatti la l'unico vero coperta, secondo limite. me, Bruno, secondo me la coperta è molto corta. Io ti dico la verità, a me il dualismo del portiere, giusto per fare un esempio della difesa, non mi è piaciuto e non mi piace, perché si era partiti con comunque con Scuffet, poi per dinamiche che non conosciamo ad oggi gioca Scerri, che comunque è un giocatore che arriva da un campionato albanese, e tu una formazione che si deve salvare non puoi continuare a fare esperimenti o fargli fare esperienza dura, a meno che non navighi in acque tranquille. Allora c'è un ci progetto, può stare. ma lo abbiamo capito tutti che dietro c'è un progetto chiaro. Scuffet lo stavano vendendo al Milan, volevano realizzare i denari quando il Milan ha avuto la disavventura del portiere all'inizio del campionato, poi non se n'è fatto niente, evidentemente non so cosa c'è stato nel frattempo. Perdonami Bruno, e lo poi c'è il vogliono discorso degli attaccanti, perché giustamente tu dicevi, è un po' quello che dico solo sempre io, non possiamo attaccare solo con una punta, con Piccoli che fa un lavoro immenso di raccordo, va, torna, avendo due difensori addosso. Guarda caso il Cagliari, quando ha iniziato a fare i punti, Parma, Torino con la Juve, giocavamo con i numeri, insomma, 4-2-3-1, con 3 giocatori a supporto dell'unica punta. Ed ad oggi, con l'Atalanta, con la Fiorentina, adesso ricontinuiamo a giocare con 5-3-1-1, con Gaetano che, come diceva giustamente Bruno, non è un trequartista puro, e quindi è ovvio che la coperta è corta. O giochiamo e abbiamo il possesso palla ma non tiriamo in porta, o se avanziamo comunque non tiriamo in porta, perché i cross che sono arrivati di Augello, di De Iola, di Zortea, non li hanno presi una volta i nostri attaccanti, o comunque chi in quel momento è in quella posizione. E allora ragazzi, siccome è un problema che stiamo affrontando da inizio anno, io fossi un dirigente del Cagliari mi farei qualche domanda, perché va bene la sfortuna, una partita, 2 partite, siamo alla 17ª, sta finendo il girone d'andata, oggi è uno scontro salvezza, sicuramente non decisivo, ma importantissimo. Credo che bisogna, visto che fra 10 giorni apre ufficialmente il mercato, cominciare a ragionare che c'è qualche lacuna, perché ho la sensazione, parlo dell'ambiente, non noi, che si stia ragionando ancora una volta, e qui toccheremo tutti il ferro, come il periodo di Mazzarri, che abbiamo avuto quel sussulto e pensavamo di aver conquistato la salvezza, e poi è andata a finire come è andata a finire. Bisogna guardare in faccia la realtà e dire che questa squadra, pur tra 1000 impegni, pur con la grinta, ha delle lacune e vanno colmate. Ma io prima di far se lo rispondere, abbiamo capito noi, vuoi che non lo abbiano capito loro, scusa. è possibile anche qualcuno faccia orecchie da mercante anche, Bruno, attenzione. Cosa vuol dire orecchie da mercante? Ma qui c'è in ballo una salvezza, c'è un patrimonio, la Serie A è un patrimonio, una retrocessione costa dei denari. Poi ripeto, lo stiamo dicendo da tempo, quest'anno non è più come in passato, che c'erano le squadre, su 3 squadre neopromosse, 2 erano certe che ritornavano giù in Serie B, no? E ormai, ragazzi, le squadre che stanno lottando nei bassi fondi, saremo in 9, 8-9 squadre che lotteranno da qui alla fine. Guardate l'equilibrio, guardate il punteggio in classifica, ma ci sono squadre che lotteranno con noi. Ma fra 10 giorni, come ricordava Fabrizio, il Como, la squadra più ricca d'Italia, lo sapete che il Como, il presidente del Como potrebbe comprare Milan, Juve e Inter in un colpo, no? Voglio dire, lo stesso Venezia, cioè il Parma, sono squadre in mano ai fondi di investimento, quindi la gente che deve investire per non depauperare un patrimonio, perché oggi comprano a 100 queste società, queste multinazionali, questi fondi di investimento, comprano 100, investono, perché poi rivenderanno a 150, cioè sono operazioni finanziarie ormai, il calcio sta diventando un'operazione finanziaria. Un business praticamente. Beh, certo, un business, ragion per cui è chiaro che gli altri andranno a comprare e noi non abbiamo una lira per andare a comprare, quindi dovremo ripetere i prestiti, tentare qualche calciatore in giro. Cioè abbiamo distrutto moralmente la Padula, che poteva, a mio giudizio, era proprio l'uomo giusto, l'attaccante da affiancare a una torre
come Piccoli anche per farlo crescere. Adesso è un ragazzino, gli hai dato tutta la responsabilità, lavora come un mulo ma per nessuno, perché non avendo nessuno accanto, uno che sfrutta le palle vaganti in area di rigore, cioè è l'equivoco di base dall'inizio. Non so che cosa pensassero, perché la Padula è da 1 anno e mezzo che stanno tentando di venderlo perché ha un ingaggio alto. Ma cosa vuol dire? Quindi per risparmiare fai come quello che per fare un dispetto alla moglie si taglia, vabbè, avete capito, no? Non lo so. Vabbè, nel frattempo squadra in campo, volevo leggere un paio di commenti, poi andiamo in chiusura molto velocemente. Leggeri davanti. Michele Muscelli, facciamo entrare Viole Pavoletti, Alessandro Del Rio, buonasera Marco Castro, su una squadra penosa, impaurita da una squadra come il Venezia che subisce gol continuamente. Facciamo pena. Poi Lorenzo Usai dice non è difficile, l'hai già detto 2 volte. Sono 2 penose squadre intruse in Serie A, le cose vanno dette come sono. Michele Muscelli dice possesso palla sterile. Michele, 57% non mi sembra sterile. Sì, beh, dice ha ragione, è sterile. Possesso palla è sterile, però non riesce a segnare, però tubo, quindi ha ragione. Su quel punto di vista sì, però non c'è gente che segna e quindi ok, su quel punto di vista sì, però bisogna giocare con 2 attaccanti Piccoli e la Padula, vedi, dice anche Lorenzo, come stava dicendo. Sono cose scontate, poi non è che siamo dei geni noi 3, che stiamo noi 4 che raccontiamo che ci vogliono. Michele Mucciarelli dice, perdonami Bruno, così leggiamo gli ultimi commenti. Sì. Michele dice anche l'ha permesso il Venezia di farci avere possesso palla per colpirci in contropiede. Concordo con Bruno, predominio del Cagliari clamoroso, unico errore in difesa. Poi bisogna chiedere a Oliveira di entrare in campo, visto che in tribuna, vabbè, questo piccolo dettaglio di Lorenzo, vince chi segna, vabbè, questo sì, ovviamente, questo lo fanno anche i bambini di 2 anni, tante belle parole, ma chi vince chi segna, il resto è niente. Vabbè, Michele, qui sei un po' polemico. Cosa farà Giuliani in caso di sconfitta? Manderà via anche Nicola, così avremo l'ennesimo allenatore quando il problema è lui. Chi vuole rispondere a questa provocazione? No, l'allenatore... appellarsi all'allenatore è una cosa fuori luogo perché il problema non è l'allenatore. Del Venezia, meglio così. Sì, però il discorso è che noi quello che stiamo mettendo in campo è quello che abbiamo a livello di risorse umane. Se non hai di più, se non hai qualcosa di concreto davanti, puoi fare poco. Ricordiamoci che abbiamo davanti un ragazzo che si sta adattando a fare cose per cui non è portato. Perché non tutti gli attaccanti sono portati per fare un determinato tipo di gioco in attacco. Non tutti sono portati per fare le torri, per rubare il gol, per fare il guizzo. Ogni attaccante ha delle caratteristiche diverse l'uno dall'altro. Pavoletti ha delle caratteristiche diverse dalla Padula, diverse da Piccoli, diverse da Gaetano, diverse da qualunque persona. Noi purtroppo stiamo soffrendo anche la mancanza della Padula, e quello è vero. Perché se la Padula quando entra è spento, però Luvumbo non è proprio un vero attaccante, ok? È più un esterno d'attacco. Io sto parlando di un centrale, un riferimento lì davanti, perché noi saliamo, portiamo palla, facciamo possesso, proviamo a mettere cross, proviamo a fare qualche occasione, non riusciamo perché comunque il riferimento che abbiamo è anche stanco da tutto il lavoro che fa per poter portare palla su. Ok? Chi condivide questo pensiero di Michele? Non capisco perché Felici non viene più utilizzato. Chi mi vuole rispondere tra Bruno e Fabrizio? Poi andiamo in chiusura. È lo stesso discorso per cui stiamo dicendo che Scerri è acerbo per fare un intero campionato di Serie A. Ragazzi, Felici viene da un campionato di B con il Feralpi Salò, quindi neanche di ottimo livello di Serie B. Lui ha le qualità, ma sicuramente ha bisogno di ambientarsi in Serie A, quindi va bene avere il suo spazio, però ragazzi non è comunque una prima scelta. Qui servono un paio di giocatori che siano leader in campo, che abbiano qualità e che spostino l'asticella verso l'alto, perché questa è una squadra ad oggi che se è sufficiente per affrontare un campionato di Serie A è grasso che cola. Per quello che sto vedendo
in classifica al girone d'andata. Fabri, ti posso lanciare una provocazione, forse poi potrà anche rispondere anche Bruno. Come mai quando c'era Marin titolare il Cagliari ha sempre fatto punti, poi guarda caso nel momento in cui Marin non è stato più messo nel titolare il Cagliari ha cominciato secondo me il declino anche dei risultati? Chi mi vuole rispondere? Io non lo so, non sono complottista, però sembra cioè Marin è stato rilanciato da Nicola, quindi allenatore del Cagliari, a Empoli, uno dei migliori nell'Empoli. Addirittura in quest'ultimo periodo soprattutto miglior giocatore della nazionale rumena a novembre, quindi parliamo di pochi giorni fa. Possibile che non abbia spazio nel Cagliari? Cioè, non lo so, ci sono certe dinamiche che sfuggono a quello che sappiamo noi, però obiettivamente, ragazzi, se questa è una squadra che può fare a meno, e diciamo sono abbastanza provocatorio, di giocatori come Scuffet e Marin, allora chi gioca in campo deve dare di più, perché evidentemente non sta dando di più. Però a parer mio qua sono strategie di mercato queste. Strategie di mercato che possono andare a gravare sull'andamento della squadra in campionato. Perché comunque Scuffetta, a parte quella giornata che è successo dove stava andando male, ok? E Marin, che Marin ci stava dando comunque un riferimento davanti alla difesa, perché comunque c'era sempre sui palloni, iniziava il gioco, ha fatto qualche suo gol, perché comunque qualche gol l'ha fatto, anche abbastanza pesante. A parer mio, questo non giocare da giocatori che Nicola schierava e come volessi dire non voleva fare a meno, soprattutto di Marin, a Empoli lui l'ha utilizzato parecchio, anche qui lo stavo usando. Se questi giocatori scompaiono all'improvviso è perché evidentemente ci sono delle scelte che non dipendono neanche dall'allenatore. Bruno, e non è la prima volta, non è la prima volta che vediamo queste cose a Cagliari, con tanti giocatori sono successe queste cose. Bruno, prima di salutarci, dai l'appuntamento col tuo anche partita. che siamo già al 6° minuto della ripresa, vorrei veramente il tuo parere sul commento su Marin, sulla mia provocazione. L'hanno già detto, sono misteri societari, perché l'abbiamo già detto da tempo. La Padula è stato messo in discussione, nel senso che non in discussione, nessuno ha mai messo in discussione la Padula, è stato messo in discussione l'ingaggio di La Padula, l'ingaggio di Scuffetta e l'ingaggio di Marin. Questi sono i 3 problemi del Cagliari, è una questione di soldi, non di qualità. Ed è, come diceva Fabrizio, Marin è stato l'uomo che ha aiutato Nicola a vincere il campionato dell'Empoli, quindi a salvarsi, quindi a vincere il campionato. E quindi è un mistero, ma per me non è più un mistero da tempo, perché io so benissimo quali sono le dinamiche di una società che ha problemi economici, che è stato ammesso lo scorso anno, il famoso Cagliari-Lazio, quando Giulini in conferenza stampa, prima sputtanando Ranieri dicendo che la squadra l'aveva voluta lui, tutti i giocatori che sono arrivati lo scorso anno, e poi dichiarando se c'è qualcuno, perché tanto io più di questo non posso fare, come dire, io non ho risorse per gestire il calcio a questi livelli, dove ci sono società miliardarie, dove ci sono i fondi di investimento o dove ci sono presidenti ricchi come gli Agnelli. Bruno, perdonami, esce Deiola, entra la Padula nel frattempo. Sì, vedo. Perdonami. No, tranquillo. No, vorrei vedere il Cagliari adesso, scusate, ma ho bisogno di essere concentrato. Chiudiamo, diamo appuntamento ore 17, come finisce la partita circa con Bruno, il post partita Rosso Blu 100, io Bruno in conduzione in regia. Saluto Fabrizio, grazie Fabri, con te domani effetto serra. Ciao Bruno, a dopo. La Padula ci salva, poi entrerà anche Pavoletti e quindi ci sarà il finalino straordinario con l'effetto La Padula e Pavoletti. Dai, io sono positivo, dai. Dai, ne parliamo dopo noi. Ciao Bruno, a dopo. Ciao, grazie. Ciao Bruno. A tutti. Ciao a tutti. Fede, rimani.